non vanno maltrattate, cioè le banalità. Uno perché sono banali, fare cose banali, dire cose banali, in quanto banali, sono banali, non le dico e non le faccio. Ma allora non sono più banali, se non le dico non le faccio perché sono banali. No, non la faccio sto gesto, sta cosa perché è banale. E che lo dica a fa? È banale. Secondo te sto male. E le banalità in quanto tali forse sono le più grandi verità, sono forse le cose più cristalline e bisogna dare dignità. E allora sempre a correre come criceti, e invece metto proprio in mezzo con quelli sotto arancione, un pochino un marroncino che ha preso il sole, è diventato arancione sto cricetone. La ruota non c'entra più, la ruota si è bloccata, sempre a correre, sempre a stazzicare, sempre affannati e un po' sudati, sempre a pensare al vinfiolone, alla melanzana, ai 500, al denaro, sono pezzi di carta importanti, ma non sono vitali, perché non comprano l'unica cosa, questa la comprano, l'unica cosa importante non la riescono a comprare, si chiama vita. E allora a pranzo oggi, no clienti, no business, no money, no melanzane, i miei eroi, matriarca, patriarca, la sorella, la più grande. E secondo te sto male? Ammazza che bel pranzo, ammazza come mi sento bene. E ora torno a lavorare. E la settimana prossima si ribadisce, perché i valori contano. I miei eroi non mi hanno migliorato la vita, me l'hanno donata. C'hanno 80 anni. E quello bravo, e quanto bravo, prima o poi si richiama. Come chiama me? Chiama te? Chiama lui? Chiama ella. Secondo te sto male? Ti sembrerà banale, ma tra fallo e non fallo, tra dirlo e non dirlo, c'è sta differenza. Bella per te, viva la vita.